economy right now. It's extremely supporting of the president and his policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrator. Mother so-and-so and a white fascist. Like they said, you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti, questa è Te la ridò io l'America, questo è il nostro appuntamento settimanale per indagare, per andare un po' più in profondità su quello che poi è successo la scorsa settimana, per iniziare la prossima in maniera un po' più smart, un po' più aggiornata. Cominciamo subito con una importantissima notizia, ovvero, e sicuramente è stata ribattuta anche in Italia molto frequentemente in questi giorni, ovvero le dimissioni di Tulsi Gabbard, come che prima delle dimissioni e fino al 30 giugno 2026 sarà la direttrice dell'intelligence statunitense. Ovviamente ci stringiamo anche a lei perché si tratta di dimissioni soprattutto legate alla salute. È stato diagnosticato alla Gabbard purtroppo un cancro alle ossa di forma rarissima, e quindi anche per questo mi sembra anche giusto dare le dimissioni. Anzi, per Donald Trump la stessa ha fatto un buonissimo lavoro e scusate, non lei ma il marito è stato diagnosticato con una forma rara di cancro alle ossa, e quindi Donald Trump ha elogiato giustamente il lavoro fatto, ma ha capito che la famiglia è comunque qualche volta è più importante anche del paese quando si tratta di questioni così importanti. E andando avanti con le notizie, è successo ovviamente, questo è stato ribattuto meno in Italia, ma un sospettato è stato trovato addirittura a fare fuoco verso i servizi segreti vicino alla Casa Bianca, e quindi parliamo sempre di un altro personaggio che cerca, immagino anche in questo caso, di attentare alla vita, all'incolumità del presidente Trump, e ovviamente si parla purtroppo di una situazione che è sempre più difficile negli Stati Uniti per quanto riguarda la sicurezza interna. Parliamo anche di Stati Uniti che vedranno con le prossime elezioni il divieto e la possibilità che vengano assolutamente tolte di mezzo le macchine destinate al voto. Perché? Perché Donald Trump e l'amministrazione nel 2020, ricorderete, aveva denunciato dei possibili malfunzionamenti, addirittura combine, addirittura c'è chi aveva parlato di elezioni sabotate. Ecco, si parla quindi, invece di utilizzare queste macchine per quanto riguarda le votazioni, le elezioni di midterm, si tornerà a un più classico matita e carta. Ma altre notizie: nella California, del possibile candidato alla presidenza per il Partito Democratico americano, intanto vi sono delle difficoltà, perché purtroppo, dato che ogni volta quando si parla di queste cose si fa il baffo al politico, diciamo, non simpatico, però purtroppo in realtà chi ci rimette sono sempre le persone comuni. Perché? Perché in questo caso, ad esempio, dei liquami tossici, dei fumi tossici sono stati rilasciati e hanno messo in difficoltà la salute di migliaia di persone, che infatti sono state per fortuna evacuate. Ci sono delle squadre di pompieri, ma anche addirittura
dei monitor per quanto riguarda la qualità dell'aria. Vedremo, sperando che ovviamente risolvano la situazione, che mettano in salvo la sicurezza attuale delle persone, ma anche futura. Per ora sembra che non vi sia non sia indicato nei monitor il vapore tossico, però vedremo in futuro, sperando che la situazione ovviamente si risolva il prima possibile. Parliamo anche di un'amministrazione invece Trump, tornando invece alla politica internazionale, un Trump che avete visto sul proprio social ha dichiarato un accordo con l'Iran, che sembra sempre più vicino, sperando ovviamente che sia la verità anche per il regime iraniano, che abbiamo visto essere molto fumantino e molto imprevedibile, proprio come il presidente Donald Trump, e quindi sperando che ora ci si segga al tavolo, si decida che un paese come l'Iran ovviamente non può avere la bomba nucleare, stando alla prospettiva degli Stati Uniti, perché vi è Israele vicino, oltre al fatto che, diciamoci la verità, voi vi fidereste di lasciare la bomba nucleare a personaggi del genere? Il sottoscritto vi consiglierebbe di rispondere ovviamente in maniera negativa. Ma andando anche avanti con un'altra notizia internazionale, ma molto importante per la politica estera di Donald Trump e della propria amministrazione. Perché? Perché Donald e gli Stati Uniti hanno schierato una porta aerei davanti alla isola, vicino all'isola di Cuba, una Cuba che, ricorderete, è in trattativa con l'amministrazione Trump, è una Cuba in difficoltà per gli embarghi statunitensi, per il fatto che in Venezuela sia cambiato, perlomeno in parte, il regime, e che non sia così facile in questo momento per la stessa Cuba ottenere il petrolio venezuelano, non che prima tra l'altro fosse una salvezza, perché ricordiamo il petrolio venezuelano non riusciva a essere estratto in maniera efficiente dal regime di Maduro, anche per mancanza di soldi, di mezzi. Cuba, tra l'altro, che ricorderete, come abbiamo detto più volte in questa rubrica, è speciale per l'amministrazione Trump perché Marco Rubio, il segretario di Stato, è di origini cubane, quindi ci sono tanti intrecci, ma la cosa più importante, ovviamente, se parliamo di politica internazionale, di geografia, è ritornare ad avere una Cuba molto vicina alle coste americane, che sia perlomeno non ostile per quanto riguarda la politica, ma che sia un'isola neutrale, anche per la sicurezza statunitense. E infatti è una nave a propulsione nucleare che è stata schierata, la portaerei Nimitz, che ovviamente dovrà servire per intimidire ancora di più il governo cubano e cercare di arrivare anche in questo settore, anche in questi importanti accordi, a soluzioni che siano assolutamente favorevoli agli Stati Uniti. E andando avanti poi con le notizie, ovviamente vi sono delle ripercussioni per quanto riguarda il salone che vuole costruire Donald Trump alla Casa Bianca. Addirittura c'è chi fa la retorica populista che prima non si vedeva, quando Obama o quando Joe Biden invadevano, attaccavano, facevano le loro manovre economiche anche a favore di grandi istituti, ovvero si dice che gli americani sono in difficoltà e quindi per questo automaticamente Donald Trump non può effettuare lavori. Ma l'altra importante notizia che avete visto, questa ovviamente ribattuta dappertutto, è gli accordi
di Donald Trump, della famiglia e dei legali di Donald Trump con la IRS, che è l'agenzia delle entrate americana, che è molto negli Stati Uniti è molto molto temuta in generale dalle persone comuni, e addirittura c'è chi scherza che preferirebbero essere sotto osservazione dall'FBI, dai servizi segreti, ma non dalla Agenzia delle Entrate americana, perché viene definita come inevitabile. Quindi Donald Trump è riuscito, però comunque probabilmente non facciamo gli ingenui, anche per la sua posizione politica, a ottenere un accordo vantaggioso, importante anche per l'amministrazione Trump, la possibilità che quindi vi siano delle interferenze della Cina, ad esempio, in Argentina. Infatti uno dei rappresentanti, uno degli ufficiali americani che riguarda l'estero è molto molto preoccupato per quanto riguarda il ruolo della Cina in contratti con lo Stato sudamericano a guida Milei, proprio perché ci possono essere troppe influenze da parte della Repubblica Cinese, troppe problematiche per quanto riguarda anche le aziende agricole cinesi, e questa difficoltà e questa fallacia addirittura maliziosa che viene definita dalle autorità americane potrebbe costare caro sia alle aziende statunitensi sia all'Argentina, un'Argentina che ovviamente ha un rapporto privilegiato, come sapete tutti, con Donald Trump e con gli Stati Uniti. Forse è l'unico in questo momento degli stati sudamericani che ha questo rapporto. Addirittura abbiamo un Lula che, ricorderete, un Brasile che nonostante avesse una moneta che è in estrema difficoltà, preferisce a volte mandare messaggi di conforto, di vicinanza con gli Stati Uniti, ed altre invece messaggi di sfida, come ricorderete anche la possibilità di poter inventare e istituire una valuta che fosse in contrasto con il dollaro. Altre importanti notizie, diciamo, per i più curiosi: gli Stati Uniti hanno dichiarato di voler rilasciare altre informazioni riguardo gli UFO, gli oggetti non identificati. Sono una dei tanti files che l'amministrazione Trump sta rilasciando al pubblico, e che prima ovviamente non si aveva questa trasparenza verso le persone comuni. Ovviamente anche qui si fa il becco parlando delle questioni più importanti, anche dove in realtà sono tutti implicati. Parliamo tra l'altro, di Stati Uniti che avranno un'importante azione nella politica interna per Ford. Perché? Perché è stato Ford, sapete benissimo meglio di me, la grande multinazionale automobilistica, ha avuto un verdetto a sfavore di 82 milioni di dollari, proprio per quanto riguarda dei software e i contratti, le licenze che sono state secondo l'azienda Versata Software, ovviamente bucati. La Corte di Appello americana però è intervenuta, e continuerà il processo, e continuerà a vedere se effettivamente Ford si trova in una situazione giustamente punitiva oppure no.
Attenzione poi per quanto riguarda sempre il mercato automobilistico, perché il North Carolina ha deciso di denunciare delle problematiche per quanto riguarda dei progetti dedicati proprio all'elettrico, per i ritardi che questa azienda vietnamita VinFast ha cercato di mettere in atto, e quindi anche tutto il reparto, tutte le istituzioni statali del North Carolina sono intervenute appena hanno constatato il fatto. Si parla addirittura di tantissimi ettari che sono stati lasciati a marcire da questa azienda vietnamita, e quindi ovviamente bisogna risolvere e bisogna far capire anche a chi è interessato solo alle energie rinnovabili e non al nucleare e a punire subito i combustibili fossili, che queste aziende asiatiche ragionano ovviamente in maniera diversa da noi, non essendo neanche il loro paese, anche perché purtroppo sono proprio le aziende asiatiche che sono in vantaggio per quanto riguarda l'utilizzo dell'elettrico dappertutto. Parliamo fra l'altro di Stati Uniti che decideranno, probabilmente anche per calmare le acque, le tensioni, un'amministrazione Trump che ha deciso di togliere e di non continuare con le accuse ai danni dei personaggi che hanno eseguito disordine nelle varie rivolte nella città democratica di Chicago. Ovviamente si parla, ricorderete, delle tante aggressioni che purtroppo gli agenti dell'ICE, della polizia dedicata all'immigrazione, hanno subito, e molte volte si parla anche di come non abbiano avuto aiuti, anzi il popolo americano è stato incoraggiato dalle stesse istituzioni democratiche ad attaccare questi poliziotti. Attenzione poi a un'ultima notizia di politica interna, ovvero gli Stati Uniti e i funzionari dell'amministrazione Trump sono interessati adesso ancora di più al controllo per quanto riguarda le città definite santuario, che hanno una politica interna, anche una legislazione diversa, e l'amministrazione Trump metterà sott'occhio gli aeroporti di queste città anche per gestire meglio la dogana e chi entra e chi esce. Con quest'ultima notizia di politica interna, il sottoscritto Matteo Desio vi saluta e vi aspetto la prossima settimana sempre qui su Radio Libertà. Grazie per l'attenzione, grazie per l'ascolto, una buona giornata a tutti. Avete ascoltato Te la ridò io, l'America. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. The room was complete. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio.